Penso che il Job Act anche qui produrrà risultati perché abbiamo cercato di spingere con molta forza sul versante della stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Sono le parole del ministro del lavoro Giuliano Poletti ieri a Palermo per un convegno sulle nuove e vecchie povertà, parlando degli effetti del Job Act che nell'isola non ha ancora prodotto risultati positivi. Pensiamo sia un elemento che deve cambiare strutturalmente il sistema dell'occupazione del lavoro del nostro Paese. Sappiamo bene che gli incentivi e i cambiamenti normativi devono fondarsi su una condizione delle dinamiche economiche, dinamiche dell'economia e delle imprese, ha aggiunto, che vanno tenute in correlazione. Momento di confronto con le organizzazioni sindacali dei pensionati, perché abbiamo di fronte alcuni passaggi molto importanti. Naturalmente noi guardiamo alla legge di stabilità come occasione, come abbiamo già detto, di riconsiderare, l'abbiamo definita flessibilità in uscita, quindi il tema nuovo di assetto da questo punto di vista del sistema previdenziale per questa parte, e dall'altro lato abbiamo accolto la richiesta del sindacato di discutere altre problematiche di merito del tema degli anziani nel nostro Paese, e quindi per farlo abbiamo detto ci rincontriamo a metà di luglio, definiremo puntualmente gli argomenti e gli strumenti per sviluppare questa discussione. Ma io credo che qui sia naturalmente tutto va connesso al sistema imprenditoriale, alle dinamiche dell'economia locale, e io penso che produrrà anche qui questi risultati, perché noi abbiamo cercato di spingere con molta forza sul versante della stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Noi pensiamo che questo sia un elemento che deve cambiare strutturalmente il sistema dell'occupazione del lavoro nel nostro Paese. Naturalmente sappiamo bene che gli incentivi e anche i cambiamenti normativi comunque debbono fondarsi su una condizione delle dinamiche economiche, delle dinamiche dell'economia e delle imprese, quindi naturalmente queste vanno tenute in correlazione. Evidentemente la situazione della regione e della sua economia sono tali da non avere ancora raccolto questa sfida, ma io credo che succederà anche in Sicilia sicuramente.